Buon pomeriggio dallo stadio Esseneto di Agrigento. Tra poco assisteremo alla finalissima di ritorno dei playoff nazionali per il salto in Serie D tra Akragas e Città della Cava. La gara di andata si è conclusa con il risultato di 2-2. Dunque l'Akragas per raggiungere la Serie D può bastare anche il pari per 1-1. Il Città della Cava invece è chiamata alla vittoria per ottenere la promozione in quarta serie. Accanto a me il collega Nunzio Siani, che ha seguito con me la gara di andata, al quale chiedo subito un commento. Che gara vedremo questo pomeriggio? Buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti coloro che ci ascoltano da Cava, dalla provincia di Agrigento. Prima facevo una battuta, un commento, io vedo una muraglia umana adesso. Diciamo la prima cosa che c'è da dire è che c'è uno stadio pieno, ci sono credo 5.000 persone, c'è grande festa ed è una partita che chiaramente vede una squadra che è completamente appoggiata da un'intera provincia. È rappresentato il 10% scarso della popolazione di Agrigento oggi qui allo stadio ed è una alta presenza e percentuale. E giustamente la formazione di Montalbano è una formazione che parte con il favore dei pronostici dopo il 2-2 del Simonetta Lamberti. Il Città della Cava deve fare un miracolo. Montalbano presenta in campo Casella in porta, Russo, Capraro, Piazza, Russello, Semprevivo, Biondo, Indelicato, Marasco, Bennardo e Guastella. Il Città della Cava risponde con Adinolfi tra i pali, Amendola, Lordi, Calabrese, Manzi, Marrandino, Piccirillo, De Rosa, Tranfa, Vitagliano, Claudio De Rosa. L'arbitro dell'incontro è Alessandro Chindemi di Viterbo, gli assistenti sono Nazareno Manco di Vibo Valencia e Antonio Turiano di Reggio Calabria. Sugli spalti circa 5.000 spettatori. Certamente il Manterboso non è all'altezza della tradizione e della qualità dirigenziale, cittadina di Agrigento. Però questo è un punto di partenza, diciamo che questa per Agrigento può essere un momento di rinascita anche da questo punto di vista. Chiaro che ci sono mille motivazioni, avere un pubblico così sugli spalti credo farà ragionare anche gli amministratori, ma è chiaro che siamo in un momento in cui mancano anche i soldi, insomma qui è una questione di pecunia. Guastella, la conclusione intercettata, riparte in contropiede il Città della Cava. Attenzione, lancio per Claudio De Rosa contro due avversari, entra in aria Claudio De Rosa, terzo minuto di gioco, De Rosa si accentra, zona tiro, De Rosa, palla al lato, brivido per l'Akragas, palla gol per il Città della Cava. Punizione Akragas, battuta a sorpresa, attenzione, Biondo è pronto al cross, entra in aria Biondo, cross basso, la palla è lì, la porta è vuota, si salva il Città della Cava, va sul fondo Piccirillo contro Capraro, Piccirillo con il sinistro, un cross invitante, attenzione il Russo, rimette in gioco il Città della Cava, poi Casella in due tempi fa su il pallone tra il boato del pubblico di casa. Attacca il Città della Cava, attenzione, a spazio Rosario De Rosa, attenzione, cross in aria sul secondo palo, Russo, poi Casella con i pugni, liscia il pallone, ancora Casella, riperde il pallone. Vitagliano per Rosario De Rosa, in zona tiro De Rosa, ritorna su di lui Piazza, poi altra chance per il Città della Cava, Claudio De Rosa, Casella in due tempi fa su il pallone. In avanti anche i centrali dell'Akragas, Russo è Semprevivo. Parte Biondo sul primo palo, la palla è lì, attenzione, Mischenari, la porta è vuota, si salva il Città della Cava con Semprevivo che stava per segnare per l'Akragas. Ancora calcio d'angolo. Sì, l'ha bucata in questo caso il portiere, il primo corner battuto bene dall'Akragas con Biondo che gli ha dato effetto ma anche a mezza altezza. Giovanni Capraro per la rimessa con le mani, prova a farsi vedere Gennaro Marasco, eccolo servito, Marasco va sul fondo, cross intercettato, Vitagliano recupera il pallone, lancio subito in avanti per Claudio De Rosa contro Mario Russo che lo ferma senza commettere fallo. Guastella, riparte l'Akragas in contropiede, Guastella per Bennardo, entra in aria Bennardo, Marasco, tiro di Marasco, palla sul fondo. È pronto al rilancio Adinolfi, alza il baricentro il Città della Cava che cerca quel gol per mettere paura e pressione all'Akragas. 0-0 il punteggio, 39esimo minuto. Tranfa, stop del numero 9, Tranfa prova la palla, un bella traversa del Città della Cava. È tutto pronto per il calcio di punizione, 40esimo minuto del primo tempo. Parte Claudio De Rosa, cross in aria di testa, poi Tranfa non riesce a buttarla dentro, ma era fuori gioco. Sì. Bennardo
per Marasco che punta la porta avversaria, avanza il numero 9 Stefano Piazza, esce Adinolfi, in anticipo fa su il pallone. Dunque angolo per l'Acragas, va Biondo, il suo cross in aria, attenzione, allontana Mendola, palla è ancora lì in area di rigore della Città della Cava, Piazza in zona tiro, anticipato da Tranfa, poi indelicato Adinolfi, riesce a parare con qualche difficoltà. Russello attacca ancora l'Acragas, 42 minuti del primo tempo, Russello è pronto al cross, eccolo sul vertice dell'area di rigore, poi Bennardo non riesce a servire Stefano Piazza, ancora la pressione dell'Acragas, Piazza va sul fondo, ancora Piazza, ecco il suo cross, basso per Bennardo, non va, palla in curva. Terzo calcio d'angolo per il Città della Cava, va Claudio De Rosa, la palla in aria, allontana Piazza e finisce qui il primo tempo, 0-0 il risultato. Nunzio Siani. Mi sembra un risultato tutto sommato giusto, l'occasione migliore l'ha avuto il Città della Cava con la traversa di Tranf, primo tempo giocato a buoni ritmi, sotto un sole cocente, due squadre che sicuramente hanno dimostrato di equivalersi e che meritano il posto in finale e meritano entrambi credo la Serie D. Bennardo mette giù il pallone insieme a Stefano Piazza, ancora Bennardo, il passaggio di testa per Indelicato che vuole Stefano Piazza, la palla è buona, attenzione, Piazza è pronto al cross, eccolo basso sul primo palo, Adinolfi, c'è Amendola, poi Vitagliano per Tranfa che fa fatica a stoppare il pallone, attenzione De Rosa, palla gol per il Città della Cava, Claudio De Rosa, si salva l'Acragas con Mario Russo che salva un tiro a botta sicura. Gli inserimenti di Rosario De Rosa, questo è un gran giocatore Davide, un giocatore che fa quantità, fa tanta legna, ma è anche uno che sa inserire il turbo e entrare negli spazi. A 25esimo della ripresa, ancora 0-0 il punteggio, è un buonissimo momento per il Città della Cava. Parte Claudio De Rosa, Casella con i pugni, allontana la minaccia. Lancio in avanti per Tranfa che prova a fare la sponda, poi servito a sinistra Balsamo, attenzione, va giù Balsamo, rigore, Città della Cava. Attenzione, clamoroso all'Esseneto, ammonito anche il Russo. Rigore che c'era, Rigore per il Città della Cava. Rigore che c'era. L'arbitro era vicino, non hanno protestato. Rigore per il Città della Cava a 14 minuti dalla fine, ha ammutolito lo stadio Esseneto di Agrigento, momento importantissimo del match. Come all'andata, rigore per il Città della Cava, Claudio De Rosa contro Gino Casella sotto la curva sud, i fischi di paura dei tifosi dell'Acragas, 13 minuti alla fine della partita. Rigore per il Città della Cava, attenzione, è tutto pronto per il penalty, parte va Claudio De Rosa, tiro, rete, ha segnato il Città della Cava con Claudio De Rosa. Senti, questo è un ragazzo di Cava dei Tirreni, l'hai visto anche all'andata, un giocatore che oggi si è visto di meno, diciamo la verità, rispetto all'andata. È una squadra però che sta meritando in questo momento il vantaggio. Sempre vivo Piazza, sempre vivo, Piazza è pronto al cross, eccolo Adinolfi, attacca ancora la squadra ospite, Balsamo se ne va in contropiede, attenzione, ancora Balsamo che porta a spasso il Russo, servito l'autore del gol De Rosa, la sua conclusione, la bella parata di Gino Casella. Russello, il cambio gioco per Biondo, altra chance per l'Acragas, 94esimo, cross in aria, attenzione, la palla sul fondo. C'era anche fallo sul portiere. Fallo sul portiere, punizione per la difesa, lancio lungo per Marasco, per Sant'Angelo, attenzione, Sant'Angelo, la conclusione, Adinolfi, c'è. Credo che qui si esauriscano le speranze, siamo al 50esimo minuto, penso che manchino 30 secondi. Osserva il cronometro il direttore di gara. Abbiamo già superato i 5 minuti di recupero. Russo di testa. Piazza, l'ultima azione della partita. Piazza tira in porta, palla sul fondo.
Il Città della Cava è promosso in Serie D, sbanca l'Esteneto per 1-0, l'Akragas rimane in eccellenza. È un miracolo e devo dire è un rammarico per Agrigento, perché c'è una città e una provincia che ora applaude tutti, giustamente. In lacrime i giocatori dell'Akragas. Una città e una provincia intera, si è mosso il sindaco che è arrivato fino a Cava dei Tirreni, erano tutti pronti ad andare in Serie D. Il Città della Cava che ha addirittura trovato persone che hanno tifato contro, mentre intanto ecco gli applausi anche per i Agrigento applaudono il Città della Cava. Gaetano Longo, va in Serie D la squadra più forte? Sì, è quella che ha giocato meglio questa partita qua. Io penso che la chiave di volta sia stata i cambi che ha fatto il secondo tempo la Città di Cava. Hanno dato freschezza, lucidità, impulso nei momenti giusti e si è visto che magari è stata più lucida e più frizzante nella seconda parte, diciamo, più importante della partita. Rimane il rammarico per l'Akragas perché ha fatto, diciamo, la sua onesta partita, anche se non era forse la partita migliore, però rimane il rammarico. Spero che l'Akragas possa essere ripescata e possa tornare, diciamo, in un campionato superiore che merita certamente. Grazie da Davide Sardo, il cameraman Simone Pietro Costanza e il collega Nunzio Siani. Vi ricordo ancora una volta: Akragas 0, Città della Cava 1, Città della Cava promossa in Serie D, Akragas che rimane in eccellenza. Arrivederci a tutti.